Allora eccoci qua, ritornati in diretta nello studio di TV7 Match. Allora un'Europa sicuramente scossa dopo i fatti di questa settimana di Strasburgo. Ricordiamo che proprio oggi purtroppo è morto il collega, il giornalista italiano Antonio Megalizzi, che era rimasto gravemente ferito, ormai era in coma irreversibile nell'attentato terroristico di Strasburgo di martedì. Ma è un'Italia scossa non solo dalle vicende appunto legate al terrorismo, ma anche dalle proteste dei gilet gialli in Francia e non solo in Francia, e poi anche dalla trattativa per la Brexit che ovviamente procede con non poche difficoltà, ma comunque procede. Allora, Ermanno prima diceva una protesta dei gilet gialli che qua in Italia è stata presentata come una protesta dovuta all'aumento del prezzo della benzina, ma dietro c'è molto di più, adesso poi vedremo anche le altre richieste. Cosa dici, Pietrangelo? Ma no, quella dell'aumento della tassa della benzina è la classica scintilla, come ne abbiamo conosciute tante nella storia, cioè è pieno di episodi che fanno nascere delle ribellioni, delle proteste di un certo livello, insomma, no? E ovviamente la rivendicazione, la piattaforma è molto più estesa, i 41 punti, eccetera, eccetera. Volendo semplificare, io quel poco che ho capito è questo: è una grande ribellione contro l'ingiustizia, contro il fatto che la tua qualità della vita sta impoverendosi drammaticamente, e soprattutto questo attacca i ceti intermedi della società. Cioè, infatti, l'altra cosa interessante e nuova anche di questa cosa è che questo che avviene, che io sono d'accordo con chi dice che questo movimento, questo protesta, questo ancora magma non è etichettabile oggi come invece ho letto da qualche parte, destra, sinistra. Non sono categorie che fanno, secondo me, leggere quello che sta succedendo in Francia. È una grande protesta fatta di gente, di lavoratori, di contadini, di ceto intermedio, che è stato annientato dalle politiche di questa Europa e anche in Francia. Quindi il Macron, che era assurdo come il leader di una nuova stagione, avendo fatto queste politiche, che le ha perseguite in questi anni, questi pochi anni che è al governo, di fatto ha impoverito quel ceto. Ed è una cosa anche molto francese, adesso, per dirla, no? Cioè, ce ne sono state, è la lotta contro il sovrano, è la lotta, come hanno detto qualcuno, è la lotta, quindi prima il refresh storico è interessantissimo, cioè, qui trovo, tirando un parallelismo, è la lotta contro il sovrano, la lotta contro chi ti sta opprimendo, sovrano in quel senso, è la lotta contro chi ti dice queste robe che ti ho fatto vanno bene per il paese, però no, non vanno più bene per me, perché io non ci vivo più. La tassa della benzina ha dato il via a una protesta che poi ha cominciato a declinarsi con tante cose. Perché dopo che hanno ottenuto l'eliminazione o comunque della tassa sulla benzina protesta, non si fermano? Certo, la protesta prosegue. Perché intanto doveva essere fatta prima, immediatamente subito, non è stato. La protesta si è ingrandita, si è estesa ed è diventata una cosa sociale, vera, cioè di popolo, misto di classi imprenditoriali, lavoratori, eccetera, e quindi questa cosa è davvero, davvero importante, secondo me. Ecco, vediamo, abbiamo preparato una grafica, abbiamo sintetizzato i 40 punti, ne abbiamo estrapolati una ventina, li vediamo in queste grafiche, se la regia gentilmente ce le propone, vediamo se riusciamo a farvi vedere un po' quelle che sono le richieste, vediamo se arrivano, vediamo. Sì, ma una delle cose che crea un certo disagio è il poco potere d'acquisto che ha l'euro sulla vita normale. Allora, l'euro da un certo punto di vista vale moltissimo, da un altro punto di vista a poco non è possibile utilizzarlo, e quindi una delle interviste che sono state fatte proprio a cittadini francesi durante la manifestazione dicevano: io prendo 1.400 euro, spendo 700 euro di affitto, mi rimangono 400 euro per pagare il telefono,
per pagare ovviamente i servizi, quello che mi rimane forse mangio. Ecco, è 1400. Allora se torniamo indietro e lo paragoniamo al franco francese o alla lira italiana, 2.800.000 lire dell'epoca era un buon stipendio pari allo stipendio di un direttore di banca. Io ricordo il direttore di banca partiva da uno stipendio di 2,5 milioni e poi saliva a seconda dell'età. Il potere d'acquisto è venuto meno proprio perché l'euro vale, ma il prodotto che viene venduto è esageratamente aumentato di prezzo e lo vediamo anche sui generi alimentari. Un chilo di patate quanto costa? Costa 1.500 lire, anche 2.000 lire. Però questo secondo me vale soltanto per quegli stati che sono disorganizzati e hanno una spesa pubblica troppo alta rispetto a quello che producono. E tornando a quello che si diceva prima sui gilet gialli, se voi, io non mi ricordo neanche come si chiamasse il predecessore di Macron e non mi ricordo neanche come si chiamasse quello che è venuto prima. Mi ricordo però benissimo il messianesimo che li accompagnava, perché dovevano migliorare la situazione rispetto a quello che l'aveva preceduti, cioè, e hanno fatto tutti la stessa fine, cioè hanno vinto le elezioni con grandi tripudi, dopo un anno e mezzo erano spacciati. Macron ormai non lo può più vedere nessuno in Francia, stessa situazione dei politici italiani. La questione secondo me è che proprio il meccanismo politico non funziona più, cioè questi stati grossi che hanno bisogno di centinaia di miliardi di euro soltanto per reggersi, per reggere la struttura, che poi i soldi non si trasformano in servizi, non hanno nessuna possibilità di riuscire a risolvere i problemi di questa gente, se noi abbiamo, sono tutte richieste. Sì, mettiamole insomma in pressione, così le vedono anche a casa. Voglio dire, vogliono lo stipendio a 1.300 euro, quel potere d'acquisto, come si diceva prima, vuol dire... Scusa Guadagnini, guarda, eccole qua. Allora, risolvere il problema dei senza casa, poi fine la costruzione dei centri commerciali, la proliferazione che c'è stata dei centri commerciali, evidentemente anche in Francia, la paga minima mensile. 1.300, cioè non è che questi vogliono la luna, il sistema pensionistico socializzato, pensioni minime a 1.200 euro, stipendi e pensioni collegati all'inflazione, mantenere il potere d'acquisto, difendere l'industria francese, quindi tutelarla, e poi un salario minimo a 15.000 euro all'anno. I 1.300 euro al mese diventano 15.000 euro all'anno. Andiamo sulla grafica successiva, ne abbiamo un altro poco, eccolo qua. Aumento dei fondi per i disabili, e qui c'è stata una polemica anche qua da noi in questo periodo, poi fine della politica di austerità, prezzo di gas e elettricità da ridurre, il divieto di fare il business sugli anziani, e poi i pedaggi autostradali, ecco, che vengono utilizzati per la sicurezza, comunque riutilizzati per migliorare il servizio, diciamo, la sicurezza stradale. E poi c'è un tetto per gli affitti e che devono essere anche sotto controllo, soprattutto per gli studenti, più mezzi per la giustizia, le forze dell'ordine. Il programma politico perfetto. No, il programma politico vogliono potersi permettere una vita dignitosa, cioè in estrema sintesi dicono fateci vivere dignitosamente, perché sotto di qua non si vive più dignitosamente, ma il problema è che la Francia non riesce a garantire sta roba ai suoi cittadini, non ci riesce l'Italia, non ci riesce la Spagna, non ci riescono tutti quegli stati, e qui torniamo al problema di Lutero paradossalmente, cioè questo sistema politico, viste le condizioni della globalizzazione, non è più in grado di reggere, e questo è il problema, tu non puoi farmi pagare il 50% di tasse per non darmi servizi. Sentiamo anche Fabio Maggio. Faccio una considerazione, le proteste sono sempre legittime perché scaturiscono da sentimenti che evidentemente sono tra la gente e nella gente, e in modo particolare questa è una protesta che deriva dall'esasperazione. Quello che manca ed è mancato negli ultimi probabilmente 5 anni in Europa, che è stata scossa dalle proteste dovute al fatto che la gente sta meno bene di quanto lo sia stata i nostri nonni, i nostri padri, che hanno vissuto in un momento economico estremamente migliore del nostro. Ma quello che manca oggi è la risposta della politica, perché se la risposta della politica a quella lista di cose che sono legittime e giuste, ma non si possono realizzare tutte insieme, è
dire le realizzeremo tutte, ve le promettiamo tutte, fra 5 anni saremo punto a capo. La gente scenderà in strada di nuovo perché le promesse non saranno mantenute. Oggi serve più che mai una politica responsabile che sia in grado di individuare le priorità e di dire, avere il coraggio di dire alle persone che si può fare questo e non si può fare quello in questo momento. Oggi non c'è questa politica in nessun paese d'Europa, nemmeno in Italia. Nemmeno in Italia. Anzi, oggi, e la dimostrazione plastica è quello che è successo con il nostro Premier che va in Europa e dopo 6 mesi in cui ci hanno detto che bisognava spaccare le reni alla Commissione Europea, torniamo a casa bastonati perché dobbiamo rimangiarci tutto quello che è stato detto fino adesso. Perché? Perché semplicemente non si sono fatti i conti con la realtà. Beh, adesso poi parleremo anche di questo aspetto, perché Macron poi dopo le proteste è andato ha fatto una diretta televisiva e si è scusato. Ascoltiamo. Dopo ci arriviamo, Guadagnini. Sentiamo. Mi prendo la mia parte di responsabilità, potrei aver dato la sensazione di non essermene preoccupato e di aver avuto altre priorità e so di aver ferito alcuni di voi con le mie parole, ha detto in diretta TV. Ma Macron ha sottolineato che nessuna forma di collera giustifica un attacco a un poliziotto o a un gendarme. Quando la violenza si scatena, la libertà cessa, ha aggiunto. Nel suo discorso di 13 minuti ha annunciato una serie di misure per tentare di calmare il malcontento sociale. La prima è che le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. Il salario minimo sarà aumentato di 100 € mensili dal 2019, senza che costi nulla ai datori di lavoro. Poi ha detto che le ore supplementari saranno versate al lordo dal 2019 e ha chiesto alle imprese che possono farlo di versare un bonus di fine anno ai lavoratori, che sarà defiscalizzato. Infine che i pensionati con meno di 2.000 € al mese saranno esentati dall'aumento della tassa sul reddito, misure che però potrebbero non essere sufficienti per placare la rabbia dei gilet gialli. Sì, ma e così infatti è stato. Sì, ma com'è che le fa ste robe? Aumentando il deficit, cioè andando a chiedere soldi in prestito. Cioè, adesso qui c'è l'altro aspetto, no? Che il meccanismo non sta in piedi. E la stessa cosa anche in Italia. Stanno cercando, cioè la gente chiede il minimo, lo Stato non riesce a dare il minimo e per dare una parte del minimo deve andare a indebitarsi, cioè 3% di deficit per la Francia che ha un PIL più alto di quello dell'Italia. Di 50 miliardi. Vuol dire una cifra gigantesca, quindi io vado a chiedere soldi in prestito per distribuire in assistenza. Stesso meccanismo italiano, sei destinato a fallire, qualsiasi azienda fallisce, non si può andare avanti così. Ma il problema non è che non sono capaci, è che il meccanismo Stato nazionale sovrano non funziona più. In Finlandia non hanno questi problemi, non è vero che in Europa abbiamo tutti gli stessi problemi, in Finlandia non ce li hanno, paese di 5 milioni di abitanti. Parliamo di paesi più piccoli, ma è chiaro, anche in Olanda hanno questi problemi, e sono 16 milioni. Ma gli stati organizzati decentemente non ce l'hanno questo problema, neanche in Europa, neanche con l'euro, anzi gli stati organizzati decentemente ci guadagnano dall'euro perché per loro è una moneta addirittura debole che consente loro di essere competitivi a livello globale. Gli stati organizzati male, che hanno una pressione fiscale troppo alta, trovano l'euro come un ostacolo per lo sviluppo. Il problema è come è organizzata la politica, come è organizzata l'amministrazione pubblica, bisogna cambiare quella. Cosa dice Pettenò? La cosa curiosa è anche questa, che leggendo i 41 punti o l'assunto che avete fatto... Sì, ce ne sono anche altri importanti. La progressività dell'applicazione delle tasse, eccetera, eccetera. Se si mette a fianco i programmi elettorali della Lega o i 5 Stelle sono esattamente molto simili. Ci sono qui delle analogie, no? Assolutamente, anche di molti altri partiti, per amore di ciò, ma parliamo di ciò che abbiamo in Italia. Siamo più avanti della Francia in questo momento. Non siamo più avanti, è qui la cosa da indagare. In Italia non è che la qualità della vita e la proporzione fra il reddito, giustamente la questione dell'euro che diceva l'editore prima, siamo lì, cioè in Italia quello che sto dicendo è che la politica, cioè la lotta contro l'elite, perché questo è la contro la cosa eccetera, è diventata politica, altro che non politica, cioè è andata al governo. Cioè il corpo sociale che qui non è rappresentato e quindi scende in piazza e vuole ottenere quei punti, da noi è andato al governo. E quindi c'è questa
diciamo così, vuoto della rappresentanza sociale. È diventata rappresentanza democratica. Quindi... Abbiamo concretizzato la protesta, giusto? Certo, sì, vuol dire nel bene, cioè, questo io osservo, cioè nel senso che il governo è di fatto il governo della piattaforma che oggi leggiamo di 41 punti. Ovvio che poi vedremo fra un po' se un Movimento 5 Stelle che nasce come guerra alle elite è diventata elite, no? Questo io dico, è diventata elite. La Lega che vuole fare cose sempre più diventa nazionale, cioè ha una... Queste loro programmi elettorali oggi al governo, bisogna vedere quanto durano, se durano, come se si riescono a mettere in pratica. Quel poco che si vede già le stanno mollando per strada, no? Per cui quali saranno le reazioni poi dei... Al di là della critica di quello che non sono in grado di fare, lo facciamo perché è giusto farlo, cioè ci sono degli errori fondamentali che vanno contro un criterio di come gestire l'economia di un paese. Ovvio. Stiamo discutendo di questo ed è giusto che lo approfondiamo. Ma facciamo un passo indietro. C'è stato Forza Italia, c'è stato il PD, c'è stato Renzi che ha unito il PD a Forza Italia. I tecnici. Ci sono stati i tecnici. Renzi che ancora fino a ieri vuol fare il Macron, che cambia idea. I tecnici erano quelli che avevano capito tutto dell'economia, cioè ci spiegavano tutto come le cose dovevano andare. Allora, arrivano 5 Stelle e devono fare i miracoli perché quelli precedenti non è che non sono riusciti a fare, hanno fatto danni. Assolutamente sì. Oggi 5 Stelle ha il fardello di quelli precedenti più quello che farà. Allora, mi scusi, quello che è la domanda. La politica, lasciamola stare l'ideologia, le tendenze eccetera, perché poi alla fine le cose bisogna farle, o le fai o non le fai. Certo. Che le faccia uno di sinistra, le faccia uno di destra, non me ne frega niente. Vuol dire così. No, non me ne frega niente. Se risolve il problema, se c'è da fare un ponte, che lo faccia uno di sinistra, uno di destra a un prezzo normale senza mangiarsi sopra, io gli do il premio Nobel. No? Ma dico... La politica è in grado in questo momento di gestire l'economia del Paese in una situazione Europa? Ecco, questa è la domanda che io vi rivolgo. Io mi vorrei concentrare su un argomento. Le proposte che abbiamo visto in sovraimpressione prima sono tutte... No, mi scusi, rispondo alla domanda perché... le rispondo attraverso questo. Mi scusi. Oggi la politica in Italia non sta gestendo l'economia in maniera corretta. E ieri? Mi scusi. Mi scusi, però... Io l'ho lasciata parlare, vorrei rispondere alla domanda che giustamente ha fatto. Qui si fanno le domande, si danno le Ieri la risposte. politica... Mi scusi. La situazione... Torniamo al discorso di prima. La politica è in grado oggi, da qualunque parte venga, è in grado di gestire questa situazione? Le sto rispondendo che non la sta gestendo. Non la sta gestendo. Prima l'ha gestita? Ma neanche prima, non è stata gestita, adesso non viene gestita. Tanto è vero che non è un problema degli ultimi 5 anni, 7, 8, è un problema un po' più lungo. Sono 30 anni Europa, che continuiamo a fare in Italia soprattutto, cioè è il fallimento della politica, diciamo, che doveva guardare all'economia reale. Noi abbiamo avuto un governo che impropriamente è stato fatto saltare perché lo spread ha dato a finire alle stelle ed era il governo Berlusconi e io penso che il governo Berlusconi non avesse tante colpe quanto gli veniva imputato per farlo saltare. Non c'è dubbio. Allora vuol dire che la politica è soggetta all'economia. Questa è la mia domanda. E allora come si può la politica essere indipendente e quindi riuscire a gestire il paese? Prego. Allora, la politica è indipendente dall'economia se la politica riesce a mantenere un paese efficiente senza indebitarsi. In Italia, con un debito pubblico di 2.300 miliardi, con un PIL di 1.500, vuol dire che è talmente indebitata che dipende, come qualsiasi famiglia e come qualsiasi azienda, nelle stesse condizioni, non ha più sovranità, dipende da chi gli permette di vivere, da chi gli dà i soldi. L'Italia, secondo me Berlusconi non ha fatto né peggio né meglio degli altri. Certo. Il problema è che c'è una struttura di base che costa troppo. In Finlandia, invece, che non è indebitata, la politica riesce a governare l'economia perché non ha bisogno di prendere soldi dagli altri.
collaborano sia il settore privato che il settore pubblico a fare andare bene la faccenda. Quello che bisogna capire è che non stanno più in piedi queste strutture grosse che dovevano salvarci. La politica è chiaro. Perfino neanche la Germania, che è federata e che quindi un po' di potere lo decentra, non è più in grado di reggere allo scenario globale. Reggono solo quegli stati di pochi milioni di abitanti che hanno un'efficienza amministrativa paragonabile al settore privato, se no sei destinato a fallire. Io condivido la riflessione sul meno Stato e meno indebitamento, ci mancherebbe, è fondamentale, però la politica governa l'economia se è autorevole, e una politica autorevole oggi non c'è, per il semplice fatto che chi va in piazza è autorizzato a semplificare. Quei punti sono semplificazioni di bisogni reali. La politica però oggi ha la responsabilità di tradurre quei punti in misure concrete, ma misure che siano sostenibili però, e non attraverso l'indebitamento, ma attraverso finalmente, per esempio, tagli alla spesa pubblica che nessuno ha mai avuto il coraggio di fare, e qui io non ho mai avuto problemi a fare autocritica su quello che i governi di centrodestra hanno fatto, ma non ha governato solo Forza Italia, ha governato anche la Lega, ma bisogna dare atto al fatto che i governi di centrodestra la spesa pubblica hanno cominciato a tagliarla in maniera timida, e su questo siamo tutti d'accordo, ma oggi la vera sfida è proporre misure sostenibili. Non possiamo raccontare alla gente che possiamo fare qualcosa che non siamo in grado di fare, perché domani mattina saranno di nuovo in piazza, e questo deve fare la politica autorevole. Solo così riuscirà a frapporsi tra quella che è la vera pressione che noi oggi scontiamo, che è quella della grande economia, che oggi è un potere assolutamente forte e che va sicuramente governato. Non va demonizzato, ma va governato. Ma c'è una cosa più profonda, secondo me, cioè perché la domanda è anche, si può declinare anche in modo diverso, cioè perché questa politica non è in grado di governare? Ecco, perché? Secondo me perché questa politica ha sposato dei modelli globali, mondiali di economia che sono sbagliati e che sono funzionali ad alcune strutture economiche, cioè, non è che c'è una sola. Quando l'Islanda che aveva un forte debito, i paragoni sono facili di fare perché parliamo di pochi abitanti rispetto a delle nazioni eccetera, ma l'Islanda ha detto: ma andate in quel paese voi il nostro debito, il debito non lo pago, andate. Perché? Perché ha messo in crisi cosa? Cioè, cos'è che ha messo in crisi? Quel sistema di economia finanziaria che sta governando il mondo oggi, che sta governando l'Europa, sta governando l'Italia. Cioè, i monti e dintorni sono politici, sì, perché hanno governato, ma sono cosa? Sono l'espressione di quei mondi economici che ci hanno impoverito, che hanno però anche qua delle domande semplici ai bambini di scuola elementare che dici: cos'è l'economia? Cos'è il costo no, non parliamo degli affitti, delle cose, di servizi, parliamo il costo di una bottiglia di alcol o di Coca-Cola. Da cosa è prodotto? Qual è l'economia di quel materiale vero che tu tocchi con mano e bevi o mangi? Qual è il prezzo per cui quello diventa qualcosa e non diverso? Perché c'è l'economia? Allora ci sono delle scuole di economia, che lo stanno dicendo tanti economisti da decenni, quando hanno detto: guardate che andremo, la globalizzazione porterà in quella direzione, e sta avvenendo questo. Questa è la tragica realtà. Allora la politica non può governare l'economia finché non dirà che quei modelli economici non vanno bene. Non sono fatti per la stragrande maggioranza della popolazione, perché gli stati, grandi o piccoli, possono star bene. Grandi e piccoli stanno bene quando la gente sta bene. E invece la ricchezza, la domanda è sempre il bambino di scuola: ma la ricchezza è sparita? Siamo diventati tutti, il mondo è diventato più povero, non è vero? Guardi, la ricchezza c'è sempre, solo che è stata distribuita in modo diverso. Basta vedere tutti i dati macroeconomici su questo. Posso aiutare? La ricchezza a livello... O sbaglio? È aumentata, ma l'esigenza del singolo, devo riempire il mio serbatoio di tot litri ogni mese, perché io sempre di più, e mi impoverisce. Certo, ma l'altro va con i jet, l'altro mette il carburante per andare in jet, e stanno aumentando quelli che hanno i jet sempre più grandi. Stanno aumentando invece, accanto a questi, quelli che hanno neanche più i soldi per la benzina. Okay? Allora vale un principio nell'economia, che se non ci sono i poveri non ci possono essere i ricchi. Sì, ma qui siamo andati oltre. Prego, siamo andati oltre, sono tanti più ricchi e sempre più ricchi. E in proporzione devono esserci tanti più poveri. Prego. Allora, nel mondo, da
decenni ormai c'è una crescita globale della ricchezza di diversi punti percentuali. Ciò significa che c'è qualcuno che comunque diventa più sta meglio. Faccio l'esempio di Singapore. Singapore è una città-stato di 5 milioni e mezzo di abitanti adesso, perché continuano ad arrivarne di persone, che 50 anni fa aveva 300 euro di reddito pro capite, 300. Adesso, 50 anni dopo, ha 70.000 euro di reddito pro capite. Non glieli ha regalati nessuno quei soldi, semplicemente hanno capito cosa stava succedendo a livello globale e si sono organizzate per essere competitivi. Cioè, nel mondo c'è chi si sta arricchendo da 50 anni e che c'è chi si sta impoverendo. Anche il mercato non è fatto per le aziende che non sono capaci di funzionare, che falliscono. Purtroppo la faccenda è questa: bisogna capire come bisogna organizzarsi per stare nel mercato, bisogna che la politica capisca come deve organizzare l'amministrazione pubblica, quanti soldi può chiedere ai suoi cittadini per riuscire ad essere competitiva con gli stati che si vai a chiedere, ti dicono: ma noi sinceramente continuiamo a crescere il nostro reddito pro capite, facciamo pagare poche tasse, diamo servizi ai cittadini, non si lamenta nessuno. Cioè, non è che la crisi sia in tutto il mondo, la crisi è solo negli stati che non hanno capito cosa sta succedendo nel mondo e sono fuori mercato, diciamo così. Abbiamo un telespettatore che è in attesa. Però, attenzione, che Singapore si sviluppa dopo la crisi di Hong Kong. Certo. E quindi l'Inghilterra sposta tutti i capitali a Hong Kong e fa, diciamo, la Hong Kong 2. Hong Kong non sta malissimo, voglio dire, ci avrà il reddito pro capite il doppio dell'italiano. Hong Kong va bene perché è il punto di riferimento che la Cina ha assorbito per poter fare tutti quei traffici che prima all'interno della Cina era proibito. Quindi la Cina si giova di Hong Kong, ma naturalmente il controllo della Cina su Hong Kong non poteva consentire alle grandi multinazionali di continuare a fare business sulle banche di Hong Kong. Le hanno spostate a Singapore, ma a Singapore non si produce mica nulla. Finanza appunto, ma non è solo finanza pubblica, solo di rendita sui nostri denari che naturalmente vengono spostati. Non è proprio così. Allora, io sono stato a Hong Kong e ho cercato di capire come funzionava il meccanismo. Prego. Sì, allora, Singapore ha avuto nel corso di questi 50 anni sostanzialmente 4 sistemi economici diversi. Sono partiti da un'economia che faceva da terzista e facevano tanta manodopera, poi hanno sfruttato molto il porto per lo sviluppo della Cina e quindi sono riusciti attraverso il porto, hanno un porto in una posizione strategica e sono riusciti a sfruttarlo molto bene. Poi sono diventati una economia terziarizzata e finanziarizzata e hanno fatto soldi così. Adesso Singapore non è neanche più solo questo. Hong Kong è un'economia dell'informazione dove c'è un'università e un centro di ricerca applicata che funzionano in modo eccezionale. Cioè, questi studiano ogni giorno come essere competitivi a livello globale. Non gli regala niente a nessuno a questi qua. Dobbiamo toglierci dalla testa che questi fanno i soldi sulle nostre spalle, perché così non riusciremo a raggiungerli mai. Piuttosto dovrebbe capire bene come fanno loro e cercare di imitarli. Certo che finché siamo dentro l'Italia la vedo dura. Sentiamo cosa ha da dirci questo telespettatore o telespettatrice. Buonasera, il suo nome, da dove chiama? Sì, pronto, buonasera, sono Michela. Buonasera signora Michela. Volevo da qualche sera telefonarvi, intanto per farvi gli auguri di buone feste a tutti quanti. E poi mi premeva dirvi e farvi i complimenti perché avete la contezza di una vera televisione locale, e cioè di portare alla ribalta sempre e continuate a farlo il problema della pedemontana, del Mose, delle vie d'acqua e tutti gli altri problemi che nell'andazzo del tempo si faranno sempre più critici e problematici. Volevo rifarmi vedendo Giovanni, quello non mi ricordo come si chiama, quello dell'indipendenza veneta, Guadagnini, sì. Buonasera. Guadagnini, che fine ha fatto l'indipendenza? Adesso si parla poco anche di autonomia. Lei che è in regione, che fine ha fatto? Che fine ha fatto l'indipendenza del popolo veneto? Adesso si parla poco anche di autonomia. Sentivo l'altro giorno, ad esempio, dei dirigenti da Roma che dicevano che le
anche di credito cooperativo veneto sono appetibili di quello, perché abbiamo i veri soldini. E poi cosa ci daranno in cambio da Roma, da Milano, da qualche altra parte? Le scorazze, che sono pieni fino all'orlo di scorazze di nuovo. E un'altra cosa, mi premeva dire a Guadagnini e a tutti quelli che sono in regione, e non solo, i sindaci sono amministratori o sono politici? Perché sono due cose differenti. Il sindaco amministratore fa solo la parte amministrativa, il sindaco politico dovrebbe avere anche la contezza e l'onere, oltre all'onore, di essere anche al di sopra dei prefetti. Invece vediamo che i prefetti sono molto al di sopra dei nostri sindaci, anche vedendo che adesso stanno lasciando tutti gli immigranti per strada dagli sparaggi e quant'altro. Signora Michela, sia gentile. Ricordatevi bene che di non fare accorpamenti tra i comuni veneti, perché accorpare i comuni veneti vorrebbe dire far perdere la nostra storia di ogni comune e far venire una grande pianura fatta di piccole casette e di grandi capannoni. Signora Michela, sia gentile, si lasci interrompere, perché lei sta inserendo tutta una serie di argomenti alla quale io vorrei che magari qualcuno desse risposta. Probabilmente non mi sente, la sfumiamo gentilmente, la ringraziamo, anzi la invitiamo a restare con noi, perché ha citato alcune grandi opere di cui parleremo anche tra poco nella nostra rubrica del Memento. Allora, Guadagnini, rispondiamo alla prima domanda, la questione dell'indipendenza, dove è andata a finire? Ma noi stiamo cercando di creare consapevolezza su questo argomento, perché siamo assolutamente convinti, io ne sono certo, che non c'è alternativa se si vuole risolvere i problemi di tutta l'Italia, di sistemare il Veneto ma anche le altre regioni con una struttura amministrativa molto più agile, molto più snella, molto meno costosa, per copiare quei modelli che nel mondo funzionano e lasciarci alle spalle questo sistema politico che è durato diversi secoli, è partito addirittura con la pace di Augusta, l'abbiamo visto prima, ci siamo collegati perfettamente, ma adesso dopo 5 secoli quel meccanismo lì, lo dimostrano i dati economici, non funziona più. L'indipendenza potrebbe servire come potrebbe essere la soluzione, ma certo, per creare delle strutture amministrative molto più agili, molto più efficaci, che riuscirebbero a dare servizi ai cittadini. Chiarissimo, dai, è un concetto chiarissimo che ha ribadito più volte. Fabio Maggio. Allora, politici o amministratori? Poi c'era anche questa questione. La signora ha toccato un tema davvero importante sulla questione della figura dei sindaci. Oggi il sindaco forse è la figura politica più vicina, percepita più vicina dai cittadini, e è una figura che i cittadini percepiscono spesso e volentieri come terza. Certo è che poi la signora parlava anche di autonomia, e mi viene da dire che prima si parlava di come dire, serietà della politica e di autorevolezza della politica. Con il 98% di consensi questa regione ha votato per ottenere l'autonomia. Dalle parole ai fatti sembrerebbe che sia l'epiteto più calzante, però stiamo parlando di 28 competenze che forse vedremo arrivare, ma di soldi nemmeno un euro per il momento, per cui se questa è l'autonomia che il governo ci propone, io mi guarderei bene dall'accettarla, perché ci danno solo grane e niente grana. Beh, adesso qui vedremo se arriverà questa firma sotto l'albero di Natale, come è stata preannunciata. In apertura di trasmissione, oltre alla questione francese dei gilet gialli, ho accennato anche alla questione della Brexit. Pette no, allora sembrava che Theresa May non ce la facesse, poi invece per il momento si è salvata. Ma al di là di questo, è una scelta giusta secondo lei? Quella dell'uscita? Io credo che no, sostanzialmente no, anche se in questa Europa davvero ci si fa fatica a stare. Bisognerebbe che tutti, ma qui la storia in Inghilterra chiaramente è una storia a sé, insomma, no? Storicamente, però bisognerebbe che tutti i paesi dell'Europa si adoperassero per cambiarla questa Europa. Invece c'è stato appunto un momento in cui si sono perse delle occasioni storiche,
perché penso che di fronte alla crisi, per esempio, dell'Unione Sovietica e dei paesi dell'Est successivamente, qui l'Europa doveva giocare una carta un po' diversa, non farsi mettere i piedi nel piatto, per usare una cosa molto gentile, dagli Stati Uniti o da altre cose. Cioè, qui doveva l'Europa giocarsi una carta di una grande Europa che sapeva mettere insieme un continente, insomma, di un certo livello. E poi c'è stata ovviamente il dazio che tutti noi abbiamo dovuto pagare alla grande Germania, cioè, quindi la grande Germania ha saputo incamerare quelle risorse, ha saputo giocarsi in proprio quel ruolo di leadership che ha svolto fino ad oggi, insomma. Ci vuole un'Europa diversa, ci vuole davvero riscrivere delle regole che non siano dettate come quelle che abbiamo visto in questi anni e che sono una delle cause appunto di tutto questo disfacimento, che hanno scritto delle regole che sono proprio di quell'economia che dicevo prima andrebbe cambiata. Quelle regole che hanno scritto in Europa sono il sancire costituzionalmente in Europa, la Costituzione europea, e la carta di un'economia sbagliata per i paesi europei. Assolutamente sbagliata per i paesi, per me intendo i popoli europei. L'Europa che tanto diciamo dei popoli è quell'Europa che deve partire da una idea diversa, forse ritornare ai padri fondatori dell'Europa non farebbe male a qualcuno. Però anche qui, una battuta prima sul movimento della Francia, certo. Vedo anche partiti di centro-sinistra che bollano sta cosa, ma la politica sovranista, tutti si appellano a queste cose, una cosa... Non è sovranista, bisogna avere il coraggio di affrontare i temi che ci sono nella società e provare tu politicamente a dire come mi ci rapporto a questo. E ovviamente non cambi tra il 2,4, il 2,04 e l'1, cioè non è un problema di punti in percentuale del debito sul PIL, è una cosa un po' più complessa, cioè che dovrebbe rovesciare quello che abbiamo visto negli ultimi 15-20 anni in questo paese come l'Italia, secondo me, cioè senza far salvo nessuno dei governi, perché se li mettiamo tutti insieme, tutti hanno fatto cose buone, tutti hanno fatto cose sbagliate, solo che spesso, come ricordavamo prima, qualche governo è stato mandato a casa per dei punti di spread, altri vengono condannati per altre cose. L'infrazione che vorrebbe l'Europa applicarci non è dovuta a questo bilancio che hanno presentato, ma è dovuto ai problemi di prima. Hanno riaperto le carte che avevano tenuto chiuse prima. Però c'è un fatto: in questo momento vorremmo fare una radiografia dell'Europa. Abbiamo una Brexit in atto, poi come andrà a finire lo vedremo. Abbiamo una Francia che è in fase di mezza rivoluzione ed siamo solo all'inizio. I francesi non fanno mai le rivoluzioni per caso, no? E non le fanno neanche a metà come noi. Bravo. Abbiamo un governo italiano che è unico nella storia della politica italiana perché viene direttamente eletto dalla gente e pretende un certo tipo di cambiamento. Come lo farà? Se lo farà bene, se lo farà male, lo vedremo, ma non è questo il motivo dell'argomento. Abbiamo una Germania dove la Merkel se ne va, e la Merkel non è che se ne vada per caso perché è stanca, se ne va perché sa che non potrà più gestire i prossimi anni una Germania di questo tipo, perché la Germania, i tedeschi sono capaci a tenere la bocca chiusa anche quando hanno sete e anche quando hanno fame, ma a un certo punto quelli sono peggio quando si organizzano, allora fanno, e l'abbiamo visto. Allora, la politica, abbiamo visto prima la politica italiana e nessuno è riuscito a risolverla, la politica francese mi pare l'abbiamo visto, quella inglese va in una certa direzione perché vuole forse salvarsi, ha ancora una moneta propria e la può gestire, no? E che è una cosa molto importante. La Germania, la Merkel se ne va, allora è la politica che non funziona o c'è qualcos'altro dietro? Questo è il punto. Ma io credo... Allora, scusate, la mia domanda è, non è la finanza che sta condizionando e fottendo la politica ai cittadini? Questa è la mia domanda. Avete termini? Perché io potrei continuare in questo senso. Prego. Ma secondo me non è la finanza. La finanza, ogni finanziere fa i propri interessi e cerca di massimizzare i suoi guadagni. Ovviamente, se deve speculare contro uno Stato, specula contro quelli deboli, non contro quelli forti. Cioè, si specula contro l'Italia e ci si guadagna, nessuno specula contro la Norvegia. Ma io vorrei correggerla, si specula contro i deboli ma soprattutto contro quelli che hanno denaro.
Allora, stabilito che il potere, il potere di acquisto dell'italiano, diciamo, il patrimonio di un italiano è esattamente il doppio di quello tedesco, è chiaro che io vado a rubare dove c'è una banca che ha i soldi, se so che in quella banca non ci sono soldi, è inutile neanche andare a rubare. Quindi il meccanismo è abbastanza sano. E il meccanismo è questo, no? Tu devi pagare le tasse perché io devo pagare gli interessi alle banche che mi hanno prestato i soldi, che mi indebiterò di nuovo, che pagherò i soldi alle banche, quindi le mie tasse vanno direttamente alle banche. Questo è il primo passo. Il secondo passo: quanti denari escono attraverso le multinazionali dall'Europa, ma non solo, ma dall'Italia? Parliamo almeno di 200 miliardi. Questo è l'effetto iniziale. Cioè 200 miliardi se ne escono e non pagano le tasse, perché le multinazionali pagano le tasse altrove. Bene, ma non solo, ma non c'è nemmeno la ricaduta negli investimenti in Italia, perché è un dissanguamento. Cioè se io ho un'emorragia e il mio organismo riesce a riorganizzarsi, riesco a compensarla, ma quando l'emorragia è eccessiva, e parliamo di finanza, allora io purtroppo sono costretto a morire. Allora con chi me la prendo? Me la prendo col medico, ma il medico non può fare niente, in questo caso il medico è il politico che dovrebbe risolvere tutto, 5 Stelle dovrebbe risolvere. Allora, se, scusi, 200 miliardi minimo vengono esportati senza che i 200 miliardi vengano tassati, vuol dire che i cittadini italiani devono pagare le tasse anche per questa esportazione di valuta. Questo è il punto. La politica può fare qualche cosa quando l'Europa gli impedisce di fare politica perché non ci può mettere il becco, e quando il politico invece ha interessi perché la multinazionale lo mantiene? Allora, siccome questo è un dato di fatto, bravo, quindi noi non possiamo capire se condividiamo la partenza. Quello che si deve fare è che quella altrove che citava lei prima, pagano le tasse altrove, diventiamo noi, non c'è alternativa. Cioè, mi scusi, mi spieghi meglio. Cioè, io devo diventare più attrattivo rispetto a dove pagano le tasse ora le multinazionali, per fare in modo che le paghino da me. Cioè, c'è da un insieme di stati, di città-stato, ma l'Olanda stessa che sta giocando su questa competizione. L'Olanda porta via le multinazionali a Londra, Londra le porta via a Dublino, Dublino le porta via alle Seychelles, eccetera, eccetera. Cioè, noi non possiamo pensare di bloccare... Ci spiega perché c'è la Brexit, visto che sta parlando di multinazionali, perché l'Inghilterra vuole... Lei ha citato tutti gli stati in crisi, tutti gli stati che sono arrivati da Westfalia, sono tutti in crisi. Ad esempio in Inghilterra c'è una grossa ormai divergenza di interessi tra la città Londra, che sta diventando una città-stato, e tutto il resto dello Stato con cui Londra non vuole più avere niente a che fare. A Londra si vive benissimo, tanto è vero che hanno votato a favore della Brexit. Fuori da Londra vivono malissimo perché i soldi ormai se li tiene tutti Londra. Questo è un meccanismo che interessa la Francia con Parigi. Parigi e la Francia è la stessa cosa. E lo stesso meccanismo che esiste perfino negli Stati Uniti, dove vince Trump perché prende i voti dei disperati che non vivono in questi grossi centri urbani, che sanno benissimo ormai arrangiarsi da soli. Quello che bisogna fare è avere la capacità, l'autonomia per imporre un sistema fiscale che ti consenta di attirare le tasse che pagano i milionari, quindi gliele puoi far pagare poco in percentuale e fare in modo che li paghino da te, perché non hai alternativa. Oggi non si può bloccare questo flusso finanziario, non si può bloccare, non puoi erigere muri. Io penso di sì. Mi permetto, prego. Di sentire un po' con quello che diceva l'amico Gagnin, perché oggi la premessa è vera, c'è un grande potere economico, quello di grandi aziende che operano anche nel nostro continente, che sottraggono valore per convenienza e legittimamente lo fanno per il loro interesse, ma quello che manca è oggi un grande controllo politico su questa ricchezza. Chi oggi ha tentato di esercitarlo con poco successo perché ha un limitatissimo potere economico è la Commissione europea, che è l'unica istituzione in Europa che ha multato per 2 miliardi per esempio Google. Se vi ricordate, 2 anni fa è uscita una straordinaria polemica tra l'Unione Europea e l'Irlanda che faceva gli sconti fiscali a tutte le multinazionali che operavano in Europa. Questo per il semplice fatto che in realtà
oggi chi ha il vero interesse a defiscalizzare i profitti delle multinazionali sono proprio quegli stati nazionali che si fanno la guerra per attirare con sconti assolutamente inconcepibili le multinazionali ad operare sul loro territorio, danneggiando in questo senso anche quella che è la dimensione europea, che gioverebbe invece di un regime fiscale unitario. Certo. Ecco, allora il punto è questo, il concetto che lei ha detto, sono d'accordo, però abbiamo un'urgenza. Prima di riuscire a dire abbassiamo le tasse, visto che ormai abbiamo un debito enorme, dobbiamo invertire la rotta. Ma la rotta non possiamo invertirla soltanto pagando più tasse, perché siamo punto a capo. Invertire la rotta vuol dire che quelli che guadagnano in Italia non pagano le tasse in Lussemburgo, per esempio, dove ci sono aziende multinazionali che pagano l'1%, arrivano a pagare. Allora io, per quanto sono competitivo, potrò dire abbasso le tasse al 20, al 15, al 10, ma mai all'1%. Di conseguenza è un suicidio abbassare le tasse Allora bisogna che l'Europa decida che queste multinazionali che producono in Cina un prodotto che costa $5, ma lo vendono qua però? Lo vendono qui a $1.000 e non lasciano una lira, fanno un danno, non pagano le tasse, ma non basta, il denaro se ne esce e viene investito altrove, perché in Italia non si investe, o in Francia non si investe, o non si investe neanche in Germania. Non solo, ma non creo neanche un volano di economia, certo, e quindi blocca tutto. Allora la politica è in grado, io non credo che sia in grado di bloccare, perché l'Europa sovrasta la politica nazionale. Cosa dice Pettenò? No, sovrasta le politiche nazionali e dall'altro è il paradosso, no? Cioè l'Europa è l'Europa delle regole, delle norme. No, delle regole degli stati, ma non dei quelli che però sono non, oltre. Guarda caso, non delle regole che proteggono, per esempio, gli stati attraverso queste cose qua. Non c'è una regola, perché basterebbe esattamente introdurre delle regole, cioè semplicissimo, è un problema di scelte politiche dell'Europa. Sì, allora ma siccome l'Europa, facciamo un esempio concreto. L'Europa, i Google, eccetera, Arrivi al concreto. È concreto che ci vogliono delle regole che impediscono quello che hai detto prima. Basta fare ma chi impedisce? Impedisce l'Europa che è il grande mercato in cui l'Europa è fatta di uomini. Allora mi scusi, il presidente, stavo arrivando a questo. L'Europa non è un ente metafisico per cui eccetera. L'Europa è fatta dell'insieme di governanti di questi paesi che vanno là. Ora, o vanno là a divertirsi. No, vabbè, e cosa vanno là per fare cosa? Vanno là semplicemente per essere supini e subordinati al potere più grande che c'è, che è quello finanziario che comanda l'Europa. Quindi devono rovesciare il potere finanziario condiziona l'economia. Ho capito, ma allora io voto, siccome non è una cosa democratica quella della finanza, ok? Non la vota nessuno, no? Però i politici li voto. La possiamo rendere? Sì, ma i politici io li voto. Allora vuol dire che devo sapere anche in qualche maniera che quei politici che nomino, che voto, eccetera, che mi mando in Parlamento, eccetera, devono avere questi obiettivi, questi programmi, altrimenti non sono votabili dal popolo. E invece noi votiamo di tutto e di più. E quando vanno in Europa mi scusi, stiamo concretando una serie di percorsi per cui non buttiamola sul generale. No, non è generale. Allora, mi scusi, perché in Europa ci sono stati privilegiati e altri no? Perché esiste uno Stato come Lussemburgo dove confluiscono 4 miliardi di euro e non pagano le tasse, se non a Lussemburgo? Si pensa, allora Lussemburgo ha 500. Ma chi è che impedisce? Chi è che consente che avvenga questo? Mi scusi, vediamo, facciamo. Vedo che Juncker da solo. Mi scusi, non è una. Allora, se il nostro discorso corrisponde a far capire alla gente che ci ascolta cosa sta succedendo, perché se ci sovrapponiamo facciamo fatica. Allora, il Lussemburgo è fatto di 580.000 persone, con un reddito minimo di 120.000 euro a testa, cioè il bambino appena nato ha 125.000 euro, l'anziano che ha 90-120 anni ha 120.000 euro. Non so se mi spiego. È il primo in classifica degli stati. Di tutto il mondo? Sì, certo. No. È vero. Europa questa? Questo è dentro l'Europa, no? Giusto? Ecco.
allora come mai Juncker, che era il presidente del Lussemburgo, adesso gestisce l'Europa? Fatemi un commento su questo. Dopo dobbiamo chiudere. Ma non è che sia lì per potere né divino. Bisogna prendere atto della faccenda. Prendere atto della faccenda. Cioè, la situazione è questa. Allora, intanto, l'Europa non ha la possibilità di imporre un sistema fiscale agli Stati membri, perché ogni Stato nazionale si vuole tenere il suo. C'è un po' di comunione sull'IVA, punto e basta. Quindi qualsiasi proposta di questo tipo è destinata a naufragare, perché ogni Stato non vuole cedere questa sovranità all'Europa. Perché comanda Juncker. Quindi stiamo già parlando... se vai in ginocchio a Juncker ti perdona. Quindi stiamo già parlando di teoria pura. Dopodiché prendetemi una multinazionale che produce in Italia e paga le tasse all'estero. Se analizziamo qualsiasi caso concreto, capirete... Le paghi in Europa le tasse. Capirete il motivo per cui non è... Cioè, prendiamo ArcelorMittal, che si è comprata l'Ilva. Questi qua adesso hanno e le tasse non le pagano in Italia, ovviamente, le pagheranno in qualche paradiso fiscale di sicuro, come tutte le altre multinazionali del mondo. Tu prendi questa società che non so a quanta gente dà lavoro in Puglia e gli dici tu da domani paghi le tasse qua. Bene, io prendo l'acciaieria, la chiudo e vado all'estero. Cioè hanno un potere di ricatto che è enorme, non gli fai niente a questi qua. Bisogna capire che il gioco è a diventare competitivi, un po' bisogna trasformare il mondo come una grande Svizzera. In Svizzera ci sono i cantoni che hanno un mix, una proposta politica che è un mix fra quante tasse pago e quanti servizi ti do. Gli svizzeri decidono se pagare poche tasse e avere pochi servizi o pagare più tasse e avere più servizi e si spostano. Il mondo è diventato sta roba qua, tu devi competere con sta gente, non ci sarà mai il grande manovratore globale che riuscirà a mettere ordine su sta roba. Non ci sarà mai, o ci rendiamo conto che dobbiamo competere su queste variabili, oppure ci mangeremo, oppure ci la competizione c'è proprio per questo. Ci sarà sempre un Lussemburgo più bravo di te. Se volessi permettermi, scusate, vorrei rispondere. Mi pare che Conte, mi sembra, allora restiamo sul concreto, Conte è dovuto andare a trattare con Juncker, no? Esatto. Per fotterci, giusto? Allora vuol dire che questa Europa, che ci vuole un'Europa unita, questa Europa non funziona perché ci sono dei truffatori come Juncker. Attenzione, Juncker ha dovuto dimettersi da Presidente del Consiglio dei Ministri del Lussemburgo per truffa e tutta una serie di situazioni, per cui non stiamo parlando con una persona specchiata. Prego. Io vorrei rispondere a lei permettendo che è vero che piccolo è bello, ma in un mondo globale in cui i nostri competitor sono Cina e Stati Uniti, da piccolo vieni mangiato. Ma in Cina il reddito pro capite è un decimo del Scusate, ci ho detto, l'Europa è cruciale proprio per questa ragione, perché ci permette di competere a livello globale. È chiaro che il meccanismo di governance dell'Europa oggi è da completamente rifondare e vorrei andare sul concreto. Sono 10 anni che parliamo di democratizzazione dell'Europa, ma cosa vuol dire democratizzare l'Europa? Significa far votare la gente chi va nella Commissione europea, chi esercita un potere che oggi è comunque limitato perché continua a essere detenuto dagli stati nazionali e è di fatto un potere monco per tanti versi, perché intanto l'Europa non ha un bilancio comune. Il primo bilancio comune è stato firmato l'altro giorno, ma è ancora un bilancio estremamente debole, quindi spesso e volentieri la politica nazionale vede nell'Europa il classico come dire, centro da colpire per scusare gli errori che invece vengono fatti a casa propria, ma in realtà oggi l'Europa è una costruzione incompleta. Chi è realmente europeista e chi è realmente in grado di sostenere che questa Europa serve proprio per la competizione a livello globale si deve rendere conto che questa Europa è da cambiare, come appunto come spiegavo prima, cioè democratizzando i processi di governo di questa Europa, facendo finalmente eleggere alle persone, il Presidente della Commissione europea e chi governa in Europa. Queste sono proposte che hanno 50 anni, 60. Le elezioni non valgono nulla se non ci sono regole condivise all'interno dell'Europa. Lussemburgo chiude una volta per tutte un paradiso fiscale all'interno dell'Europa e si mette al pari degli altri e vediamo cosa succede. Quando tutti votiamo però in Lussemburgo votano in 580.000, in Italia votiamo in 60.000. Lasci stare. Se Google vuole lavorare in Italia, paga le tasse in Italia, se no gli sequestrano i conti in banca. Finito. Guardate che è una cosa di una semplicità unica. Ma sembra se Apple, quello che incassa Apple
paga immediatamente le tasse, ma da noi in Italia paghiamo le tasse prima di guadagnare e pagassero anche loro, tanto grosso modo i bilanci di Google si possono sapere, fanno un bel anticipo pari alla tassazione che c'è in Italia, dopodiché se ne possono andare, perché se no questa Italia non può sopravvivere, vuol dire che se ne stanno uscendo oltre 200 miliardi più gli effetti collaterali che sono terribili. Ma questo fa parte di un argomento che continueremo la prossima volta, le prossime puntate, perché se no la gente si incavola con i politici e i politici a un certo punto non sono in grado di risolvere i problemi perché l'abbiamo visto. E spariscono come nel caso della Brexit, che si è rivelata un errore grave. Allora ci fermiamo qua, grazie a Pietrangelo Pettenò, grazie ad Antonio Guadagnini e grazie a Fabio Maggio per essere stati con noi. Adesso abbiamo la nostra rubrica del memento, torneremo ad affrontare temi come i risparmiatori truffati dalle banche. A tra poco.